Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati alla nostra puntata del giovedì, un po' diversa dal solito, di Auto da Fe. In questa prima parte della trasmissione parleremo di Venezuela. Ne parliamo con un ospite che conosce molto bene la situazione politica, sociale ed economica di quel paese, che è tornato alla ribalta naturalmente in questo inizio d'anno con l'estromissione dal potere di Maduro e quello che ben sapete, ma ne parleremo poi più in dettaglio come siamo arrivati a questo punto. L'ospite con il quale conversiamo stamani è Caio Giulio Cesare Mussolini, che io ringrazio per essere qui con noi. Buongiorno Caio, ci diamo del tu perché ci conosciamo ormai bene, grazie. Perché? Perché hai vissuto per diversi anni in quel paese e hai sempre mantenuto i contatti, in virtù anche di legami familiari e non solo, con quel paese fino all'oggi. Quindi sei un profondo conoscitore, posso dire, della realtà economica e politica del Venezuela, che tra l'altro, se vogliamo tornare alle origini, prende il nome da un italiano, da Amerigo Vespucci, che chiamò quel paese Venezuela perché arrivando all'isola di Aruba, tutta costruita su palafitte, gli venne in mente Venezia, no? La piccola Venezia. Questa è una curiosità, diciamo così, etimologica, ma il punto centrale è capire appunto come siamo arrivati a questo sconvolgimento del quadro politico venezuelano degli ultimi tempi, no? E io vorrei partire di questo breve inquadramento storico, breve necessariamente perché abbiamo 25 minuti, poco più. Eh, Vorrei partire dal tuo Venezuela, da quello che tu hai imparato a conoscere. Hai vissuto continuativamente lì tra gli anni 70 e inizio anni 80, no? Ed era un periodo relativamente tranquillo. Forse nel panorama sudamericano il Venezuela era tra i paesi meno poveri, più sviluppati, con una decente classe media, tutto naturalmente basato sul petrolio, che è la costante dell'economia venezuelana in tutto il Novecento, ancora per larga parte oggi. Ecco, come si passa da uno Stato tutto sommato, caratterizzato per lunghi decenni, la faccio corta perché sennò non ci basta il tempo, caratterizzato per lunghi decenni da una sostanziale alternanza o coabitazione al potere di due partiti, uno di impronta socialdemocratica, quell'altro cristiano-sociale, che tutto sommato però hanno garantito una certa qual stabilità, diciamo così. Grossolanamente poi ti lascio subito la parola. Come si passa da questo quadro al bolivarismo, al caudigliismo di sinistra dei Chavez e dei Maduro? E quindi come arriviamo all'oggi? Buongiorno Giulio, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e grazie per questo invito. Allora, come hai accennato tu prima, io ho vissuto in Venezuela molti anni e sono tornato anche dopo che ero rientrato in Italia per entrare in accademia, e poiché la mia famiglia viveva lì. E poi ho avuto occasione di lavorare in Sud America. Io conosco abbastanza bene il Sud America tutto perché ho avuto modo, quando ero un manager di Otto Melara, la società del gruppo Finmeccanica con base a La Spezia, io viaggiavo in Sud America per i mercati latinoamericani dei sistemi di difesa. Il Venezuela è un paese che io conosco da tanti anni, poiché ci siamo trasferiti nel 1978, ricordiamo la situazione in Italia era molto tesa in quegli anni e la mia famiglia decise di emigrare in Venezuela, anche per una questione di sicurezza. E il Venezuela era un paese bellissimo, un paese moderno, era un paese dove ovviamente c'erano dei contrasti sociali tipici di tutte le società latinoamericane, si viveva bene. Ricordiamo che nel dopoguerra, dal 47-48 poi, moltissimi italiani sono emigrati in Venezuela, quindi c'era una grande comunità di italiani specializzati in diversi settori economici e soprattutto c'erano molti anche stranieri, quindi era un paese molto attivo, un paese che cresceva, è un paese che grazie al petrolio aveva raggiunto livelli di benessere molto molto spinti. Bisogna fare una riflessione, questo si collega poi al problema dei governi di sinistra e quanto i governi di sinistra abbiano causato danni alle popolazioni latinoamericane, nonostante il miraggio falso, ipocrita del socialismo. Basti considerare che negli anni 50 i paesi più ricchi erano l'Argentina, Cuba e Venezuela. Tre paesi che per diversi motivi poi hanno preso delle strade verso la sinistra più o meno radicale, che li ha portati a essere i paesi tra i paesi più poveri del mondo. Il Venezuela era un paese
dove esistevano due partiti, come hai detto tu prima, Azione Democratica e Copei, che dal 58 in poi si alternavano il potere. Si alternavano il potere, quindi effettivamente non c'era un cambio nella classe dirigente politica, c'era molta corruzione, ma il prezzo del petrolio, che era molto alto, e la produzione di petrolio garantivano comunque un certo benessere. Tutto questo inizia a cambiare negli anni 90, poiché Nell'89 ci furono dei movimenti di c'erano state massa, delle le rivolte. promesse, delle proteste, diciamo iniziava ad acuirsi la crisi politica, principalmente per degli aumenti che volevano fare, aumenti della benzina. Considerate che in Venezuela la benzina costava meno dell'acqua, era praticamente regalata. Quindi qualsiasi tentativo di aumentare il prezzo della benzina sfociava più o meno naturalmente in proteste. La situazione economica ovviamente peggiorando portava a maggiori attriti e In virtù del cambiamento del mercato petrolifero, sostanzialmente. anche Quindi meno profitti dal petrolio, meno ricchezza. esattamente, si abbassava anche il prezzo del petrolio, ma soprattutto poi iniziavano già a emergere anche dei problemi tecnici che poi si sono aggravati, acuiti negli anni 2000, che erano quelli riguardanti tutti i trattamenti che doveva Raffinazione, la insomma. raffinazione del petrolio venezuelano, che essendo molto pesante, denso, ha bisogno di trattamenti molto molto complessi e Tecnologicamente avanzati, esattamente, insomma. esattamente. Quindi cosa succede? Succede che negli anni 90 questa situazione inizia a peggiorare Nel e 92 compare già sulla scena Hugo Chavez, no? esatto, nel Tenta un 92 golpe. esatto, chi è Chavez? Chavez è un tenente colonnello, io ho avuto modo di parlare con un suo compagno di corso dell'accademia militare, Paracaduttista, se non era ricordo male. paracautista, era una persona mediocre, non era fra i primi del corso, tant'è che non doveva nemmeno andare a fare il comando, poi ha avuto fortuna ed è riuscito per una serie di circostanze a fare il comando, però era una persona che aveva una grande capacità di espressione, parlava bene, aveva un innato carisma e Carisma populista, diciamo così. molto populista. Tra l'altro, una cosa importante da sapere, Chavez, contrariamente a quelle persone che rappresentavano la classe politica in Venezuela, dove considerate che sulla stragrande maggioranza di popolazione erano i bianchi praticamente quelli che controllavano, si chiamavano los amos del valle, erano le persone delle famiglie che contavano a Caracas e all'intorno, era molto centralizzato. Caracas è una città importante, tutto il resto aveva un'importanza secondaria. E lui per prima volta fa vedere come una persona del popolo, lui fece la sua campagna elettorale proprio contro su gli questo, oligarchi, contro diciamo. i soliti oligarchi, i soliti poteri forti, sono solite diciamo discorsi populisti che però Che purtroppo però hanno avuto un fondamento anche reale in quel certo, perché momento, no? c'era questa io vivevo in Venezuela, lo conosco, quindi effettivamente c'era questa specie di discriminazione, diciamo che erano persone in qualche modo emarginate. No, L'interno guarda caso è il periodo di Mani Pulite qui, il crollo di un vecchio regime, noi siamo in questo che poi è solo temporale la coincidenza, 89-92 insomma. esatto, Però beh, nel gli anni 92 Chavez in qualche modo cerca di incarnare questo malcontento, tenta un lui golpe, fa un gli va golpe male, viene organizzato incarcerato. malissimo, esatto, viene incarcerato, è stato un golpe che comunque ha causato morti, ha causato non pochi problemi, e lui viene incarcerato. All'epoca non aveva questa ideologia, lui socialismo bolivariano, socialismo del siglo XXI, lui sono tutte cose successive, lui non aveva le idee chiare, però in carcere in questi 2 anni di carcere, inizia a strutturare un pochino meglio, anche a studiare e a capire come portare avanti questo suo movimento, che poi all'inizio chiama Movimento Quinta Repubblica, che fa ricordare un po' anche movimenti populisti italiani che poi, ahimè, partono magari con delle buone idee, con dei buoni principi, dei buoni propositi, ma poi si schiantano inevitabilmente nel populismo, nel poca preparazione della classe politica dirigente, e quindi risultano dannosi per una nazione. Negli anni 90 cosa succede? Allora, negli anni 90, diciamo, Dopo il golpe, diciamo dopo il così. golpe Chavez va in carcere e poi dopo un paio d'anni lui viene, e questo è stato un errore, perché lui viene amnistiato, e quindi l'amnistia gli dava la possibilità poi di ricandidarsi. Lui nel 92 c'era Carlos Andrés Pérez, che tra l'altro era stato eletto perché Carlos Andrés Pérez era
già stato eletto presidente negli anni 70 e quindi la gente si ricordava di lui come un momento in cui l'economia andava molto bene, non capendo che erano cambiati i tempi. Carlos Sander Perez tra l'altro era invecchiato, era indebolito, poi c'era un grosso scandalo di corruzione, esatto. Quindi ricordiamoci la famosa frase che disse Chavez quando disse ma ha fallito il golpe, e lui disse por ahora. Por ahora è una cosa che tutti i venezuelani conoscono, tutti, perché ha un significato molto molto preciso. Lui quindi esce, fonda questo movimento Quinta Repubblica, va avanti e crea questo partito, ma era molto seguito. Io mi ricordo a Carnevale una base popolare, insomma. Esatto, a Carnevale c'erano i bambini e si vestivano come Chavez, si mettevano il basco, si mettevano la divisa. Anche perché se non ero la maggioranza della popolazione comunque si poteva rispecchiare in lui, erano molto, meticci, no? Certo, poi lui veniva dall'interno, lui contrariamente alla classe, l'oligarchia, chiamiamola così, venezuelana di Caracas, lui veniva da Sabaneta. Sabaneta è un paesino sperduto nello llanos venezolanos e quindi rappresenta, tra l'altro lui stesso era discendente di indios, quindi anche i tratti somatici facevano sì che gran parte della popolazione in qualche modo sentisse... Fine anni 90, 98, 99. Allora, lui viene eletto nel 98. Nel 99 cambia la Costituzione. Esatto, allora, lui viene eletto nel 98, quindi nel 99 lui giura, e qua c'è un altro passaggio fondamentale, perché chi gli dà il passaggio delle consegne viene fatto col presidente Caldera, che era stato anche lui è di Copei, è un democristiano, socialdemocristiano, sì, democristiano, e praticamente quando lui giura, ci sono i video, se uno lo può andare a vedere, perché veramente fa venire i brividi, anche perché delle persone avevano capito cosa avrebbe fatto lui. Per esempio Carlos Andrés Pérez, ci sono interviste, un ex presidente, dove lui lucidamente dice che eleggere Chavez avrebbe portato a una dittatura e spiegava il perché. Anche Caldera, c'erano dei pensatori venezuelani che avevano previsto questo, evidenziando i pericoli di un Chavez al governo. Lui, quando fa il giuramento, invece di seguire la formula standard, lui quando giura, lui la cambia e lì si vede la faccia di Caldera dietro che capisce che lì è la fine, dove stiamo andando. Perché lui dice juro sobre esta moribunda Constitución. Cioè lui già diceva che la Costituzione era moribonda. Di lì a un anno la cambia. Esattamente. Infatti nel 99 inizia la dittatura, perché c'è un processo di trasformazione delle istituzioni democratiche in Venezuela nel 99 con la nuova Costituzione. Iniziano le prime politiche sociali, però supportate ancora con un po' di entrate del petrolio, e iniziano i rapporti, io direi pericolosi, con alcuni paesi dell'area, prima fra tutti Cuba, dove ovviamente Cuba consideriamo, bisogna fare un passo indietro, 89-90 finisce il muro di Berlino, finisce l'Unione Sovietica. Cuba è sempre stato un satellite nel Mar dei Caraibi dell'Unione Sovietica e veniva sovvenzionata, perché Cuba da solo non produceva nulla, veniva sovvenzionata dal governo sovietico. Venendo meno questa sovvenzione, iniziano i problemi per Cuba. Quindi Cuba vede l'arrivo e l'amicizia con Chavez come un salvagente economico. Energeticamente parlando e non solo. Energeticamente e non solo. E qua iniziano tutta una serie di scambi, non dico del tutto negativi, anche se poi una certa parte politica li ha enfatizzati molto, per esempio quello dei dottori. Si tende a idolatrare molto i dottori cubani. Dottori cubani sono ne sappiamo qualcosa anche in Lombardia. Esatto, sono specializzati in determinate aree, per esempio medicina rurale, queste attività tipiche dei paesi tropicali, prima medicina. Hanno messo, in quell'epoca c'erano vari programmi, ricordo uno che si chiama Barrio Adentro, per cercare di portare aiuto sia all'interno dei barrios, ranchitos e favelas, sia anche all'interno del territorio venezuelano, perché comunque ricordiamo che Venezuela è un paese grandissimo, è 3 volte l'Italia, e all'interno veramente ci sono piccoli paesini senza quasi nessun servizio. Quindi da questo punto di vista lui l'imposta questo socialismo, che lui ha chiamato bolivariano, che poi anche questa è una forzatura, non c'entra niente, anche perché Bolivar ha ribattezzato anche la Repubblica Bolivariana. Sì, ma questo fa parte di un brand, Bolivar, ma un po' come Peroni, peronisti in Argentina. Peroni era di destra, ma voi avete visto Kirchner che si riempiva la faccia
la bocca con Peron, perché è un brand che serve per attirare le persone. Quindi iniziano queste politiche e inizia sempre di più un'infiltrazione Ecco, però cubana. accanto a queste politiche sociali, magari anche apprezzabili per certi versi, c'è però un lato di alleanze politiche che si consolida attraverso Cuba e che ci porta, per esempio, prima ne parlavamo, alla Cina, a Hezbollah, a relazioni politiche, diciamo così, di un certo tipo. Esattamente, il Venezuela in quegli anni, forte ancora comunque il petrolio che continuava a essere la fonte primaria di divise, di ingressi per il paese, inizia a stringere rapporti con paesi un po' particolari, diciamo così. Ovviamente si allinea subito in una politica, in un'ottica Si anti-americana. può dire, ti chiedo scusa Caio, si può dire che comunque fin lì il Venezuela ha sempre avuto rapporti più o meno forzatamente di intesa con gli Stati Uniti, no? Anche per quanto riguarda il petrolio e la raffinazione del petrolio e tutto il resto. Quindi diciamo, fin lì, fino a questo periodo qua, siamo comunque all'interno di un paese che ha rapporti con gli Stati Uniti, con il Fondo Monetario Internazionale e via dicendo. Quindi in qualche modo fa parte di questo mondo occidentale, virgolette. Qua c'è un passaggio però, andiamo dall'altra parte. Qua c'è un passaggio che è un cambio strategico nei rapporti di alleanza del Venezuela, ovvero negli anni 2000-2010 cosa succede? C'è uno shiftamento quindi da tecnologie, io posso parlare per esempio del settore militare, i sistemi d'arma venezuelani erano tutti o americani o europei, avevano gli F-16, avevano le nostre fregate Lupo, costruite da Fincantieri e vendute negli anni 70 con tutto l'armamento italiano di Otto Melara, per esempio. Quindi c'erano dei sistemi di difesa Spada antiaereo, c'erano tutta una serie di equipaggiamenti, sistemi, tutti occidentali. Cosa succede? Pian piano, per questioni sia di tipo strategico, perché gli Stati Uniti ovviamente iniziavano a vedere questi cambiamenti in maniera negativa. Tutti i paesi che vendono sistemi d'arma hanno il potere di bloccare le licenze esportazioni, questo è un diritto che hanno tutti i governi. Quindi ovviamente gli F-16, se non fai la manutenzione, se non hai i pezzi di ricambio, gli aerei dopo un po' non li puoi far volare. Cosa succede? C'è uno shiftamento, quindi iniziano ad arrivare prodotti russi. Russi vuol dire un nuovo prodotto, nuova tecnologia, nuove procedure operative, quindi un cambio generazionale nelle forze armate. Sì. In marina questo non si verifica in maniera così radicale, poiché le nuove navi sono navi spagnole, qua stiamo parlando del progetto Patrulleros costero d'altura, e dove comunque ci sono sistemi europei a bordo con anche aziende europee tipo Damen. Nell'esercito iniziano ad arrivare un sacco di prodotti, per esempio russi, cinesi, addirittura nordcoreani, quindi cambia completamente l'assetto strategico. Soprattutto cambia il sistema di alleanze geopolitiche. Esattamente. No? E entrano in scena attori anche come Hezbollah. Certo, perché? Perché ovviamente Venezuela, un paese importante dal punto di vista petrolifero, è l'Iran, quindi ha delle tecnologie che i venezuelani hanno in qualche modo bisogno. Ed ecco come Venezuela, oltre a diventare l'alleato principale di Cuba, e Cuba infiltra ovunque i suoi uomini, poi un chiaro esempio di questo è quello che è successo il 3 gennaio, quando sono gli americani con una missione veramente dal punto di vista tattico militare incredibile, una missione che veramente rimarrà sui manuali di storia. Le persone che vengono uccise, abbattute durante il conflitto per prendere Maduro e portarlo via, sono tutti cubani. Cioè il circolo, l'inner circle, come si chiama, di protezione di Maduro non era fatto ai venezuelani. Questo la dice lunga, la dice chiara. Ma esatto, le persone che blaterano, perché purtroppo, come al solito in Italia, c'è la tendenza di parlare di cose che uno non conosce e soprattutto a schierarsi politicamente. Noi siamo il paese del tifo da stadio. Io invito sempre invece a riflettere che non esiste il bianco e il nero. Ne parlavamo l'altra volta nel caso del mio libro, no? Se ti ricordi. Esistono tante sfumature e la storia è complessa. Anche in questo caso la storia è complessa. E sapere che tutti i militari uccisi durante l'operazione americana erano cubani deve far riflettere, perché un paese
non può dirsi sovrano se le persone che difendono il presidente sono tutte cubane, oltre a esserci infiltrazioni nei servizi segreti, controllare l'intelligence e infiltrazioni anche nelle forze armate. Poi anche Cina ha avuto un ruolo molto importante, perché venendo meno piano piano, paulatinamente, come si dice in spagnolo, il mercato americano, i cinesi si sono fatti avanti e quindi ecco come si è passato, io l'ho visto, da macchine americane a macchine cinesi. Anzi, nel contempo, dal 99 in avanti, da quando prende il potere, ma in particolar modo durante il suo ultimo tratto, anni 2000, 2005, 2012, Chavez espropria e nazionalizza una quantità impressionante di aziende in tutti i settori, non solo il petrolio, in tutti i settori. Esattamente, quello è uno dei problemi che si ripresentano adesso, perché ricordiamo che lui in questa espropriazione, ci sono ancora dei video, lui aveva un programma molto interessante che si chiamava Allo Presidente, dove lui tutte le domeniche parlava per ore e ore e ore. Lui andava nei paesini, ma molto meglio di Fidel, molto meglio, aveva una capacità, tra l'altro lui terrorizzava tutti i vari sindaci, consiglieri comunali, i politici, perché lui dava la parola alle persone. Allora c'era una signora, si avvicinava e disse e l'alcalde non mi chiede dare l'acqua. Allora, questo, come chiamava il sindaco? Perché questa signora non ha l'acqua? Allora il sindaco sbiancava, cioè no ma signor Presidente, lei gli deve dare l'acqua con diritto, hagalo già! E quindi era un contatto vero, molto molto efficace, però purtroppo applicava delle politiche populiste, tipo questa di, non so, vedeva un palazzo con una fabbrica, diceva chi c'è lì? Ah, una fabbrica, sono capitalisti, expropriese, e a questi li toglievano la fabbrica. Ovviamente espropriando la fabbrica, quelli che arrivavano a gestirla dopo 6 mesi mandavano tutto a pallino. Esatto, stessa cosa per i campi, lui vedeva, c'è il latifondio ancora in Venezuela, però quando un agricoltore riusciva a far, come si chiama, produrre il campo, si creava un beneficio. Lui ha espropriato migliaia e migliaia e migliaia di ettari, mettendoci poi il governo, e dopo esattamente 6 mesi, un anno, quelle terre non producevano più niente. Quindi c'è stato proprio... Ecco, com'è che arriva alla fine della parabola di Chavez? Allora, Chavez, la fine della parabola è un combinato disposto. Con la sua morte, con qualche punto di domanda ancora oggi, allora, no? La sua morte, lui muore di cancro. Sulla data esatta della morte ci sono ancora delle polemiche. Lui muore a Cuba. E una delle ipotesi è che Maduro sia stato spinto come delfino. Ricordiamo che Maduro è una persona di una mediocre... Ecco, da dove esce Maduro? No, allora, Maduro era amico di Chavez sin dall'inizio, era un sindacalista, portava gli autobus, quindi questo fa capire i problemi nel premiare le amicizie invece della qualità delle persone. Maduro è sempre stato insieme a Chavez. Chavez si ammala, lui diventa il presidente ad interim, muore a Cuba e i cubani spingono per avere Maduro. Perché? Perché Maduro è malleabile. Maduro ha studiato a Cuba, Maduro ha fatto dei corsi a Cuba, quindi lui è stato negli anni 80-90 indottrinato già nel mondo comunista, e lui viene messo lì perché comunque c'erano altri gruppi di potere in Venezuela. Venezuela non è che comandava Chavez, era una specie di stato feudale dove ognuno aveva un'area. C'era la parte militare, poi con Padrino Lopez, c'era la parte civile e di queste strutture paramilitari che veniva gestita da Diosdado Cabello. C'era la parte più istituzionale e più industriale che veniva gestita invece da Delcy Rodriguez e il fratello che hanno gestiva... mantenuto gli americani adesso. Ma certo, perché il grosso problema del Venezuela, specialmente quando è arrivato Maduro, è la violazione dei diritti umani. Ecco, diciamo, qual è il salto di qualità in negativo con l'epoca Maduro? Perché con Maduro poi subentrano altri problemi: criminalità organizzata, droga. Esplodono questi problemi, appunto, perché Maduro non ha le capacità che aveva Chavez, non ha il carisma, non ha il controllo, soprattutto non esercita nei confronti degli altri rappresentanti dei vari poteri in Venezuela la stessa forma di controllo che poteva avere Chavez. Ricordiamo, Chavez era un uomo brillante, io non condividevo molte delle sue idee, ma è stato per il Venezuela in un momento storico una persona molto seguita. Queste caratteristiche non le aveva Maduro.
non avendone Maduro, si sono creati degli altri dei poli. potentati, diciamo. Esatto, i potentati, che possiamo brevemente raggruppare in 4 aree di potere: una militare con Padrino Lopez, che era il capo delle forze armate, una con Diosdado Cabello, i fratelli Rodriguez e poi Maduro. Cosa ha fatto l'amministrazione Trump? E qua invito a pensare anche al ruolo di Corina, la premio Nobel. Esatto. Corina Machado. Maria Corina Machado. Allora, Maria Corina, molti dicono: ma perché non l'hanno messa lì? Non potevano metterla, perché Maria Corina, ovviamente, lei è contro questo regime, lei è divisiva, giustamente. Ricordiamoci tutto quello che ha dovuto subire lei e che ha dovuto combattere, è dovuta scappare al Venezuela in maniera roccambolesca, e una volta fuori al Venezuela, quindi lei era in una posizione di protezione, si è potuto dare l'avvio a questa operazione. L'operazione è stata mirata, chirurgica, e ha portato via Maduro e la moglie, lasciando però le altre 3 strutture di potere. Il potere sotto Maduro si è sbriciolato, quindi quelle persone si sono riciclate negli altri gruppi. Poi la persona che è stata scelta, e ricordiamoci, ci sono state delle telefonate, ci sono state delle comunicazioni, il governo americano ha confermato che varie volte avevano parlato con Trump, aveva parlato con Maduro dicendogli di andar via, di lasciar stare. Lui continuava con la solita arroganza, con la solita titiritera sugli Yankees, l'invasore fascista, perché ricordiamoci che tutti sono fascisti, tutti quelli che erano contro Chavez erano fascisti. Si ritorna al discorso, l'uso avambere al termine fascista. Bene, Rodriguez è una che conosce molto bene, Delcy Rodriguez conosce molto bene la struttura del potere in Venezuela. Ecco perché è stata lasciata lì, insieme a Vladimiro Padrino Lopez e Diosdado Cabello. Lasciando Delcy Rodriguez con una chiara, gli è arrivato un input, ha detto: tu sei la prossima. Lei ha cambiato completamente atteggiamento, ogni tanto blatera un pochettino, con realismo, perché sa che se no la prossima è lei. Ma lasciando queste persone si è evitato per adesso la guerra civile, cosa importantissima, perché ricordiamo che specialmente negli anni Maduro sono stati violati tutti i diritti umani, la gente veniva massacrata. Quando io sento qualche italiano ebete, Maduro non è la continuazione di Chavez, è proprio l'involuzione, è l'involuzione e il peggioramento. È un'altra cosa. Già anche con Chavez non è che ci fosse, specialmente nell'ultimo periodo, grandi libertà, ma non si è arrivato ai crimini che ha commesso Maduro, perché quando qualcuno in Italia viene a blaterare, io ho visto certe dichiarazioni gente di sinistra da far veramente accapponare la pelle, cioè il popolo venezuelano doveva difendersi da solo. Credetemi che il popolo venezuelano ha fatto di tutto per difendersi da soli, sono andati a votare, hanno fatto manifestazioni. Ma appunto non abbiamo detto, ma è ovvio, 2 elezioni false, assolutamente false. La gente protestava, andavano via. Considerate che sono scappati dal Venezuela 8 milioni di persone per le condizioni. Sono una popolazione di neanche 30. Quindi questo fa capire il livello di sofferenza del popolo venezuelano. Il popolo venezuelano si è comportato benissimo, il popolo venezuelano andava in strada a manifestare pacificamente, veniva attaccato, gli sparavano addosso, usavano i gas lacrimogeni, venivano addirittura messi sotto con le camionette della polizia, venivano le persone arrestate illegalmente. Io ho una mia amica, una compagna di scuola che si chiama Cristina, abbiamo studiato insieme a Caracas, lei è stata arrestata per protestare, quindi senza motivo, è tenuta nell'elicoide, l'hanno torturata, l'hanno picchiata, adesso lei è rifugiata politica. Il carcere è terrificante e lei adesso è rifugiata politica negli Stati Uniti. Quindi sono realtà che la gente non può sottovalutare. Il popolo venezuelano però da solo non poteva fare niente. C'era anche l'aspetto delle organizzazioni criminali, no? Tu prima mi parlavi del Tren de Aragua. Questo è uno degli aspetti, nel senso che già era iniziato con Chavez, però è esploso con Maduro, ovvero tutte le organizzazioni in questo stato feudale del Venezuela, ognuno ha cercato di fare i propri interessi, quindi c'erano i militari da una parte, i politici dall'altra, rubavano, sono venuti fuori degli scandali grandissimi e qua dobbiamo proprio fare una strasintesi. Quindi, però c'era anche questo aspetto. Certo, e quindi ecco perché gli Stati Uniti vedevano Venezuela come un fattore destabilizzante nell'area, da qua la necessità di intervenire in maniera chirurgica per non destabilizzare il Venezuela e poi finalmente fare nuove elezioni per poi portare il Venezuela per quello che possiamo tornare al titolo che abbiamo dato alla trasmissione, che finalmente con questo intervento di Trump e con questa estromissione di Maduro il Venezuela può sperare di tornare a prosperare.
Certamente, sicuramente, a prosperare nuovamente e tornare a essere uno dei paesi più belli del mondo. Allora, abbiamo fatto solo un flash. Io ti ringrazio perché sei riuscito a condensare una quantità enorme di informazioni in pochissimo tempo, credo anche utili per chi ci ha seguito. Magari lo riprendiamo anche in settimana prossima questo argomento, però settimana prossima ci rivediamo già lunedì per parlare, ne accennavamo prima, del tuo secondo libro. Il tuo secondo libro che si intitola Mussolini e il fascismo, l'impero, gli ebrei, la guerra. Il secondo libro, esatto. Non dico più di tanto perché ne parleremo dettagliatamente lunedì, magari sentiremo anche le voci di chi ci ascolta, ma io l'ho appena finito di leggere ed è un libro estremamente interessante come il primo. Ma riprendiamo tutto questo lunedì. Intanto grazie per questo focus sul Venezuela. Grazie a voi, un saluto. Possiamo dire che anche il Venezuela è un tuo paese, no? Sì, fa parte della tua storia. Sì, è nel mio cuore il Venezuela. Bene. Grazie a Caio Giulio Cesare Mussolini, un saluto a tutti. Tra poco, dopo la pausa pubblicitaria, la seconda parte di Auto da Fe.